Carissime amiche e carissimi amici di Liceo TV Web, nuovi ospiti arricchiscono il Museo del Calcio Siciliano di Nodonia San Pier Niceto. Sono ospiti che sono arrivati grazie all'intermediazione del dottore Nazareno Pino. Però, Nino, prima che il dottore presenti gli ospiti, presentali tu. Presentare, sono contento che sono venuti a visitare il mio museo perché sono due vecchie glorie della grande Nuova Icea negli anni 70, hanno vinto il campionato, Salvatore Quartieri e il dottore Nazareno Pino. Dottore Nazareno, ce le presenterei queste grandi glorie? E allora, cominciamo da Elio Parisi, che credo che abbia militato diversi anni nella Nuova Ecea, allora si chiamava, e ha vinto il campionato di promozione sotto la guida di De Fazio, e credo che abbia fatto anche qualche campionato di D con la Nuova Ecea. Che dire, Nino Doria lo ha definito la saracinesca, e il mitragliere invece me lo ranno io ho un ottimo ricordo, ero ragazzino, ma frequentavo già i campi di calcio, si può dire, di quei centravanti che erano curti e malcavati, perché si difendevano bene e saltavano tantissimo, nonostante dico non avessero, come si dice, centimetri. Niente, Salvatore Gualtieri penso che sia stato qualche altra volta qua al museo, Sì, me l'hanno sì. detto, e basta, dico, tutto qua. Dico. Che dire della grandezza di queste persone che ancora a distanza di tantissimi anni Barcellona ricordano in maniera, come si dice, affettuosa. Mentre il dottor Nazareno Pino ha anche un passato calcistico, già l'abbiamo intervistato, però ricordiamolo per chi guarderà questo video. Ma dai, diciamo che poteva pigliare una piega diversa la mia carriera, però dico, va bene così, dico, poi sono state fatte delle scelte di vita e niente, dico, poi ho avuto anche il piacere di continuare, dico, più che dal campo, ai bordi del campo, perché ho fatto il medico sociale della squadra di Barcellona, dell'Igea Virtus, e anche poi mi sono cimentato nel basket, però dico, ormai dico, esperienze vissute E bei ricordi. e bei ricordi, oggettivamente. Ok. Allora, torniamo al portiere. Signor Parisi, Mi dica. Nuova Ecea è una bella esperienza, poi altre esperienze? Sono stato in C con la Massimiliana, abbiamo vinto un campionato ad Avola, siamo saliti in Serie D e ripeto, io ho un buon ricordo della Nuova Icea perché mi sono trovato benissimo, con gente per bene, onesta e precisa e con una squadra fortissima, proprio forte, forte, forte. Non so dove potremmo giocare in questo oggi, non lo so. Quale categoria? Secondo me pure in Serie B. Cioè, a livello del calcio di oggi, Me l'ha detto, ho incontrato l'arbitro Pellegrino all'aeroporto di Catania e proprio mi ha detto questo, con la vostra squadra da allora voi potreste giocare benissimo in B. sì, sì, no. Non c'è paragone il calcio di una volta a quello Appunto, di oggi. appunto. Tecnicamente zero. Della Massimiliana ha giocato con Anastasio allora? Sì, no, Come? lo sono stato l'anno dopo con Anastasi, sono stato convocato 2 volte con la rappresentativa nazionale di Serie C e diciamo che una bella esperienza anche la Massimiliana. E un giudizio sul museo qua? Bellissimo, l'avevo visto tramite Facebook, però non immaginavo che era così bello, è un bel museo, veramente. Complimenti a Nino Doria. Ricordiamo, io vengono da Catania. Grazie, Sì, da giusto. Catania. Ah, E ci quindi tenevo tanto perché 2 anni fa ci siamo visti a Dovevamo venire e poi Barcellona. non siamo venuti. Sì, sì, ero a Barcellona. dal portiere passiamo al Bomber. Bomber, quanti gol con l'Igea Virtus? La Nuova Igea. Primo anno 14, secondo anno 20, più 10 di Coppa Italia,
E su tanti. Eh, Non su picca. no, no. Perché ci mettiamo a trovare. E 8 in 4 serie. Quindi 3 stagioni. Sì, 3 stagioni. Il gol più bello. Il gol più bello. Che ricorda? Ce ne sono tanti. Questa stamattina. Ce ne sono tanti. Quello da Morrone. Sì. C'è quello della Villa Franca. Ce ne sono. Difficile da scegliere. E poi oltre la Nuova Egea, Scusi, posso Sì, intervenire? certo. Me lo Ci danno, mancherebbe. non l'ha voluto dire. Nell'anno in cui lui fece 8 gol in quarta serie, per il periodo finale, nel periodo finale praticamente, hanno condotto la squadra alla salvezza facendo allenatore e giocatore sia Melorranno che Pippo Torre. Ah, Pippo Torre. Ecco, giusto Il per capitano. completare un pochino. Quindi come sono. una doppia soddisfazione. Certamente. Di raggiro. L'ultimo minuto. Ah, un calcio d'angolo direttamente contro il Lipari. Le tette C'è calcio stato un d'angolo. calcio d'angolo. E il De Faccio mi fa, Ranno. Io ne battevo calcio d'angolo, non ne battevo, aspettavo qualche palla di testa. Pum, lei. Direttamente. Dai calcio d'angolo. L'ultimo minuto. L'ultimo minuto. Palla al centro. Direttamente dal calcio d'angolo. Sì. Poi dice, no, tu porto. Lo porto. Ci vediamo. Sì. E poi altre squadre? 2 anni da Leonzio, 5 anni a Gela, 2 anni a Catania. Ma basta, basta. Sì. Basta. Una lunga carriera. Ecco, Un giudizio anche a lei sul museo. cos'è? Un giudizio sul museo, che ne? Non li avevo mai visti io uno così, mai visti. Io non credevo che fosse così. Se tu Bene. calcio d'Italia e Sicilia. No, tu Sicilia. Tu sai- sai, tu sai. Sì, ma così l'abbiamo. Vabbè. Magari Italia. Sì. Ci stiamo allargando. Poi abbiamo il gioco Gualtieri. Che gioca nella Gualtierese? Sì, anche. Fra le altre cose. Anche. Io ho avuto l'onore di giocare intanto con questi amici veramente che mi sono trovato bene perché io avevo neanche 17 anni. Abbiamo vinto un campionato, io chiaramente facevo parte della rosa, non ero un titolare fisso, però sono stati anni indimenticabili. E poi ho giocato in promozione con la Promende, e sono stato a giocare anche con l'Aquila Valdina e anche con la Gualtierese e con i fratelli Sciotto, quindi sono periodi indimenticabili. Poi la vita ha voluto che prendesse altre vie, nel senso che ho fatto l'insegnante e sono andato via dalla Sicilia per poi ritornare in ogni caso. Comunque sono E anni per fare belli. oggi un bel tuffo nel E passato. complimenti proprio a Nino Doni che ha fatto veramente Uno questo spettacolo, museo sì. bellissimo in Uno cui spettacolo, sì, penso che sì. chi venga cioè Io abbia l'ho una visto, foto ma- qualche cosa e vedere tanti amici con cui si è passati tanto tempo è una cosa bellissima, indescrivibile. Grazie Veramente- a Gualtieri. E grazie al dottor Nazareno Pino che ci ha portato questi ospiti. Un saluto particolare nell'occasione a Carlo Castanotto. Oh, ci stiamo io. Ora ci stiamo Sì, lo andando. so, lo so, che è sempre andate a vederlo. Sì, l'abbiamo avuto anche ospite qui, ricordiamo. Un paio d'anni fa. Nino, un'altra bella Sì, giornata, ci altri bei tenevo ospiti. tanto a avere Parisi e Ranno. Melo Russo non c'era, vero? Non viene. È fuso E completo. fuso completo. Era fuso quando giocava. Sì. Vabbè, la mezzana era pure. Vabbè, un mediano. Posso dire, ma fosse il più scarso d'acqua. Poi Va il buono. allenatore con Catania pure, allenò a Catania pure. Quando c'era Busetta pure allenatore. Sì. Comunque, era stata una bella esperienza e sono contento di avere il dottore Nazareno Pino, Gualtieri, Ranno Io e ti Parisi. devo rifare i complimenti. Ripeto, l'avevo visto su Facebook, l'avevo visto dove ci sono i calciatori, eccetera, ma non immaginavo che era così bello, così fornito di tutto. Non manca niente qui dentro, veramente non manca niente. Manca solo una foto di Ranno. E ora la La facciamo. siamo Te la manda sicuramente. Sì. Ora mi richiamo l'indirizzo, ma non a mia, io la metto nella busta e Sì. te la mando. Andiamo alla fotografia. Va bene. Va bene. Grazie Nino, grazie al dottore Nazareno Pino, grazie al Gualtieri, grazie a Nino Doni come sempre, grazie a Meloranno e grazie a Parisi. Una bella
giornata al Museo del Calcio Siciliano in Grazie a te. Oddonia. Che E non sei finisce sempre- qui. che sei sempre disponibile. E non finisce qui. Ciao! Ciao, ciao Giuseppe, ciao. Ciao.